Eccoci qua, buonasera a tutti, bentrovati, più forte e più bello l'applauso sempre. Quante emozioni in apertura di uno spettacolo che alla sua 21ª edizione non solo perde fascino o accusa stanchezza, ma acquista in bellezza, in grandezza, in tutto ciò che questa sera avremo modo di attraversare insieme per questo incontro internazionale del folklore che è Ballus, un appuntamento dove i popoli dialogano attraverso la musica, le danze, i suoni, le voci, e tutto questo in un contesto magico, sacro, storico insieme. Siamo proprio di fronte alla chiesa di Santa Maria. Io sono emozionato perché Uta davvero è simbolo di ospitalità e luogo di immutata bellezza. E l'applauso di chi è qua questa sera arrivi anche nelle vostre case, ovunque voi siate. Perché Ballus è davvero un'occasione di incontro e di scambio culturale all'insegna delle tradizioni e dell'amicizia, con le danze e le musiche dei diversi popoli del mondo. Ed è proprio questo lo spirito che anima la manifestazione, una finestra aperta sul mondo, dalla quale però tutti possono vedere anche quello che accade in Sardegna, la nostra cultura, le nostre tradizioni. Ed è particolarmente importante in questa fase della nostra storia creare un punto di condivisione tra le diverse espressioni che abitano il pianeta, un ponte per la pace, per il clima, per i nostri figli, per tutti quelli che verranno. Paura, guerre, tragedie non devono e non possono condizionare la nostra serenità e soprattutto non devono inasprire lo spirito di fratellanza che nasce per unire e mai per dividere. Dobbiamo salvaguardare le nostre unicità, perché è nel rispetto delle diversità che proliferano la ricchezza e i valori. E questo è il saluto da Uta. E allora facciamo una cosa, il saluto da Uta arriva con gli inni nazionali come da tradizione, ed è il suono dell'Irlanda ad aprire questo momento particolarmente istituzionale, l'inno dell'Irlanda. E dopo l'Irlanda è la volta degli Stati Uniti con Chicago al centro del palcoscenico.
dopo Chicago saranno con noi, con i loro colori, con le loro danze, con la loro identità, gli amici della Malesia. Il nostro giro del mondo questa sera farà tappa anche in un altro stato, nell'Uruguay. Ovviamente non può mancare in una serata come questa, in apertura, l'inno che appartiene a tutti noi, con l'Italia. C'è ancora una bandiera che vogliamo veder sventolare al centro del nostro palcoscenico ed è quella che ovviamente rivendica i valori della nostra identità, la Sardegna.
Procurate moderare, barone esalti la mia, chi si dono provvida mia, governare esalte in terra, declarata e già sa guerra, contra desa prepotenzia, e comincia sa pazienza, in su popolo a mancare, barone esalti la mia, procurare e moderare. È sempre un momento emozionante quello che apre gli incontri internazionali di questo tipo, come dicevamo, dove le culture, i popoli si incontrano nel segno dell'amicizia e delle tradizioni. Ma da sempre Ballus affida alla voce dei più piccoli anche un messaggio di pace nelle diverse lingue, e io vorrei qua i bambini di Uta, accolti dall'applauso del pubblico. Venite, venite bambini al centro, perché questo è il vostro momento, e quindi in maniera assolutamente casuale vi disponete qua vicino a me in fila, in ordine, e sarò io a venire verso di voi. Come ti chiami? Riccardo, Tu in quale lingua esprimi il tuo saluto, il tuo pensiero? in italiano. Vai. Siamo felici per la grande festa di folklore, Ballus. Ballus è uno spettacolo unico, non solo per le danze e i canti, ma anche perché è un'occasione di scambio di diverse culture, per conoscerci fra diversi popoli, per instaurare importanti amicizie. Noi di Ballus auspichiamo la pace in ogni angolo del mondo. E noi siamo con te. Tu come ti chiami? Antonio, In quale lingua esprimi? spagnolo. Vai Antonio. Estamos felices por la gran fiesta del folclore Ballus. Ballus es un espectáculo único, no solo por los bailes y canciones, también porque es una oportunidad de intercambio de diferentes culturas para conocer entre diferentes pueblos, va a ser amistades importantes. En Ballus deseamos paz in cada rincón del mundo. Grazie davvero. Signorina, come ti chiami? Marta, Tu come esprimi il tuo pensiero? sardo. Vai. Zeus ubreja umera gusta festa de su folclore. Ballus este uno spettacolo de canto e de ballus. Visiona las occasioni de conoscere altre culture e sa gente de su mondo. Non succede nulla. Le culture del mondo, poi... Nós de Ballus speramos que sia in tutto il mondo. Bravissima. Dammi un bacio. Tu invece come ti chiami? Adelaide, Adelaide, tu invece in... francese. Nous sommes heureux pour le grand festival folklorique Ballus. Ballus est un spectacle unique, non seulement pour les danses et les chansons, mais parce que c'est aussi une opportunité d'échange de cultures différentes pour apprendre à se rencontrer entre différents peuples. Pour nouer des amitiés importantes, nous de Ballus souhaitons la paix dans chaque coin du monde. En français. E quindi ci rimane Alex, Alex, che in inglese immagino, giusto? Vai Alex. we are really happy to take part in the Ballus Festival. Ballus is a special event not only because of dance and song, but also because it's an opportunity to share, exchange different cultures, get to know each other, familiarize ourselves with people coming from different countries, and establish important friendship. We are aiming for peace in every corner of the world. Grazie ai nostri bambini. Bellissima questa panoramica sul nostro pubblico. Allora fate così, al mio 3 un inchino e vi congedo così. Vai, 1, 2, 3, vai. Perfetto. Partiamo da te.
Fai pure la ruota, perfetto, come fanno i gruppi folk quando escono e lasciano il palco in maniera ordinata, siete stati bravissimi. Ovviamente c'è anche chi organizza gli eventi, chi ci apre la porta e ci consente, ecco, di accomodarci dentro questo grande spettacolo. La Proloco di Uta da sempre organizza questo evento e lo fa con grande passione, ma a fianco di questa associazione turistica particolarmente laboriosa e operativa c'è anche il comune, l'amministrazione comunale di Uta. Io vorrei qua vicino a me Romano Massa, che è il direttore artistico di Ballus, e Giacomo Porcu, che è il sindaco di Uta. Un applauso ad entrambi, eccoli qui. Ci raggiungono per questi saluti iniziali, per porgere il benvenuto a tutti coloro che sono presenti e agli altri che ci stanno seguendo. Siamo convinti numerosi anche al di là delle nostre telecamere. Ecco il nostro sindaco e mi permetto di dire ben trovato a casa sua, ma so che lei invece ha il piacere di salutare tutti quelli che sono con noi. Grazie, buonasera a tutti, è veramente un piacere vedervi qua, grazie di cuore. Grazie Giuliano, grazie a tutti voi, ma soprattutto grazie alla Proloco, un grandissimo lavoro portato avanti in 12 mesi per realizzare questa settimana di evento che ci porta al centro della cultura internazionale. Come sempre condividerò con voi un piccolo pensiero e ragionavo questa volta sul tempo, su quanto il tempo ci accomuni e quanto il tempo non sia una condizione per quelli che sono i sentimenti. Alcune delle nazioni qua rappresentate non esistevano quando ancora esisteva il nostro monumento principale, il nostro cuore, la chiesa di Santa Maria, eppure sono nazioni importanti come gli Stati Uniti, nazioni guida, che hanno meno anni della nostra chiesa. In questa settimana abbiamo capito che cos'è l'emozione, cosa sono i sentimenti, vedendo una ragazza di Chicago alla fine della messa che abbiamo celebrato tutti insieme, a cui abbiamo partecipato tutti insieme mercoledì, prendere spontaneamente il violino e dedicare un'Ave Maria di Bach alla nostra Santa Maria. Queste sono emozioni senza tempo, sono emozioni che vivremo sempre tutti insieme e che ci legano nonostante le migliaia di chilometri di distanza, addirittura gli oceani che ci separano. Magari Nicole, questa ragazza, pensava quando ha sentito dovremmo andare ad esibirci a Utah di cambiare solo stato della Confederazione statunitense e invece ha attraversato l'oceano. L'unione di questi paesi, la pace, la solidarietà sono i valori che daremo a tutti voi, che staranno in un pezzo del vostro cuore e sono certo vi accompagneranno sempre. Vi ringrazio a nome di tutta la comunità di Utah e, come dico sempre, testa, cuore e passione, viva la Sardegna, viva Ballus e viva Utah. Buon divertimento. Grazie al sindaco. Romano Massa, per la 21ª volta su questo palcoscenico, ma con l'emozione del primo giorno, della prima volta. A te la possibilità di salutare e il piacere di farlo. Buonasera a tutti e naturalmente sì, ogni anno è sempre un'emozione diversa, perché comunque ogni anno cerchiamo di migliorare la nostra rassegna, ogni anno cerchiamo sempre delle innovazioni per cercare di diversificare un po' quelli degli anni precedenti. Quest'anno siamo sempre, ogni anno sempre il pubblico è sempre maggiore, abbiamo visto anche stasera durante la parata che le strade erano invase di persone. Oggi qui in questa piazza del santuario è gremita di persone. L'innovazione anche del tempo, ogni tanto noi ogni 4-5 anni abbiamo delle variazioni del tempo e in 21 anni è la prima volta che salgo con una felpa a maniche lunghe perché c'è un po' di freddino, però visto anche queste settimane di caldo fa anche piacere. Io devo ringraziare tutti i nostri collaboratori perché siamo circa 80-85 persone che mi supportano e mi sopportano per far sì che Ballus sia sempre a livelli più grandi. Quindi anche il Ballus accomuna tante Proloco e quindi ne siamo veramente felici. Ogni anno è sempre di più. Grazie a tutti.
Grazie a tutti, grazie al sindaco, grazie a Romano. Allora facciamo una cosa, mentre liberiamo il palco, lo prepariamo per la grande musica e l'inizio della festa, è una questione di secondi, ma pochi davvero, e siamo qua a fare festa insieme. A tra poco, applauso, applauso. Applauso che si estende ai nostri amici che abbandonano il palco con l'applauso di tutti. Saranno loro i protagonisti di questa serata, di questo evento, e ovviamente con loro ci ritroveremo al completo delle diverse formazioni tra pochi istanti, così come subito andremo a trovarci invece con la formazione che ospita l'evento qui a Uta. E come vedete abbiamo liberato il palco, ma perché? Perché lo vogliamo ritrovare ricco dei nostri colori, i colori della nostra comunità. Un applauso per il gruppo folk Pro Loco di Uta. Mi raccomando, voi siete pronti? Tutti? Perfetto. Eccoci ancora insieme, ancora qua, applauso, perché ritrovare addosso il sentimento di una comunità ospitale che a sua volta indossa i colori dell'identità è sempre un piacere. Correva l'anno 1992 e lì nasceva il gruppo folk Città di Uta, un bel percorso animato da chi aveva una comune passione per le danze e per tutto quello che poteva essere interpretato e documento di una comunità. Ma nel 2002 la svolta, l'associazione che entra a far parte della Pro Loco e ne assume il nome, ma soprattutto che affonda dentro la ricerca quella voglia di andare a rivivere il passato nel segno di un'autenticità, rimettendo insieme le parti dell'abbigliamento tradizionale e organizzando eventi e dandosi davvero un appuntamento di schiettezza con un passato da salvaguardare, diffondere con passione. Loro sono gli amici del gruppo folk, associazione culturale Pro Loco di Uta, e vedo già i musicisti pronti per accompagnarli, quindi un applauso a Massimo Carnevale, anche direttore di palco di questo evento, e se non ci fosse lui, guai. Matteo Piras, quindi canne sperrada e sulittu, e Marco Bande con la fisarmonica, questo ballo che profuma d'antico Uta.
gruppo folk che fa capo alla Pro Loco. Veramente io farei ancora loro un bel applauso, lo meritano tutto. E anzi, se siete d'accordo, accompagniamo anche l'uscita col ritmo dei vostri strumenti a partire da voi. Gruppo folk Pro Loco Uta. E possiamo iniziare il nostro viaggio attraverso le esperienze che qua si sono date appuntamento questa sera e per questa edizione. Parliamo dei popoli del mondo, ma a partire dai di un percorso. Le danze occitane, questi luoghi molto particolari in qualche modo hanno disegnato la storia perché nelle valli c'erano questi luoghi distanti l'uno dall'altro, le condizioni impervie che non rendevano agevole il passaggio, la comunicazione, per cui ogni luogo ha maturato nel tempo una specifica identità, un proprio modo di ballare, di parlare, e loro stasera ovviamente ci offrono la loro pagina di identità. I danzatori di Bram, l'applauso, e poi torneremo a salutare, a parlare di loro. Il Piemonte.
Un applauso bellissimo per Cavour e il Piemonte, i danzatori di Bram. E ovviamente mi piace sottolineare l'amicizia, il forte legame che unisce la Proloco di Uta e loro, gli amici di Cavour. Pensate che tutti gli anni Uta si trasferisce, idealmente che buona parte dei suoi abitanti, a Cavour, tutta la Proloco è lì per questa fiera internazionale che ha per nome Tutto Mele, ma sono stati lì nelle occasioni più importanti, quando c'erano gli anniversari da scandire, e sapete che gli anniversari sono feste e quindi queste feste andavano condivise giustamente con gli amici di sempre. Ma io inviterei sul palco già gli amici dell'Irlanda. Fermi. Eccoci qua, un bel applauso forte perché gli amici dell'Irlanda finalmente ci sono e siamo pronti con loro a riaprire anche questa sezione dedicata ai suoni che arrivano da lontano. Non so se vi ricordate una bellissima canzone che ha per titolo Il cielo d'Irlanda. Recita così nei primi versi: il cielo d'Irlanda è un oceano di nuvole e luce, è un tappeto che corre veloce, il cielo d'Irlanda ai tuoi occhi, se guardi lassù, ti annega di verde e ti copre di blu. E proprio per i suoi paesaggi l'Irlanda viene chiamata Isola di Smeraldo, paese verde, grazie alle immense distese di prati e pascoli che occupano più di 2/3 del suo territorio. Poi da una parte l'Atlantico che scolpisce le sue coste, dall'altra il mare d'Irlanda che si riconnette all'oceano nell'area più a sud attraverso il canale di San Giorgio. Conta quasi 5 milioni di abitanti, come sapete Dublino è la capitale, e uno dei principali simboli dell'Irlanda è l'arpa, è ovunque, nelle monete, nello stemma, ma è anche la forza che loro hanno di mettere insieme il sentimento che sottolinea le tradizioni che stasera porteranno su questo palco a Uta, e quindi entreranno direttamente con le musiche che li accompagnano. Li accogliamo semplicemente con un applauso, gli amici e le amiche dell'Irlanda.
Coordinamento, studio, disciplina, passione, grande spettacolo, l'Irlanda! Grazie davvero per ciò che avete portato su questo palco. Capite perché Ballus è sinonimo di garanzia, perché apre le porte al mondo che arriva fino a qua,
ma con la sua parte migliore. Facciamo una cosa, siccome adesso sta per succedere qualcosa di davvero straordinario su questo palco, pochi secondi ci separano da adesso a tra quando ci ritroveremo, con l'applauso grande di Uta. Ma ovviamente non stiamo mica facendo pause qua, piuttosto stiamo preparando il palcoscenico con altri amici che lo animeranno e lo frequenteranno. Anzi, vorrei che loro ci raggiungessero già sul palco, perché sono i componenti dell'associazione culturale Le Fruste del Campidano di Monserrato. Li accogliamo con un bell'applauso. Venite vicino a me, anche perché creiamo proprio uno scenario molto particolare e poi avremo modo di entrare nel dettaglio in ciò che porteranno, ma in ciò che è soprattutto la filosofia di un progetto interessante che portano avanti, pensate, da un bel po' di tempo. E loro adesso fanno la ruota e poi si posizionano, intanto voi fategli guadagnare un bell'applauso perché lo meritano tutto, soprattutto per ciò che proporranno fra pochi secondi. Eccoli qua, posizionatevi, i musicisti sono già in posizione e ci siamo quasi. Allora, Associazione Culturale Le Fruste del Campidano di Monserrato, e quindi adesso facciamo così. Io vorrei, ci siete tutti, vi siete posizionati, perfetto, e allora facciamo un bellissimo applauso. Eccoci davvero sul palco, finalmente insieme. Ho atteso questo momento perché da qualche giorno, quando mi hanno comunicato quali erano i contenuti del programma, ho iniziato a viaggiare anche con la mente, sperando di assistere da vicino a questo istante che stiamo per presentare insieme, anche perché tra gli strumenti della tradizione sarda rientra anche Sufuettu. Anzi, io vorrei uno dei rappresentanti qua vicino a me, così abbiamo modo di avere proprio questo strumento da inquadrare. Ecco qui, venite qua, facciamo un bel applauso. Ecco, inquadriamo lui, così vediamo un secondo questo strumento, che è la frusta anticamente usata dai carrettieri ed è formata da una verga flessibile in legno di melograno sfibrato e intrecciato. Ecco, se lo fai vedere bene così a beneficio di telecamere, alla cui estremità è legata una corda di cuoio e di canna. E questo è un po' il simbolo dell'Associazione Culturale Le Fruste del Campidano, e nascono nel 2007 a Monserrato grazie alla passione dei soci proprio per questo particolare strumento. Lo chiamo così perché, come abbiamo detto, fa parte della tradizione sarda, anche di quegli strumenti musicali che la caratterizzano e che mutuano l'esperienza dai carrettieri del passato, i quali, schioccando la frusta, producevano ritmi che secondo alcuni potevano accompagnare la danza, ma più verosimilmente costituivano una dimostrazione di abilità. E voi, proprio per portare avanti quest'arte, vi siete riuniti. Monserrato ovviamente presente anche con i suoi abiti meravigliosi, i suoi gioielli, e noi adesso daremo prova di questa abilità e dimostrazione di come questo strumento produca un suono, ma nel coordinamento di coloro che lo rappresenteranno per noi. Quindi un applauso per le fruste del Campidano.
Questo è l'applauso per le fruste del Campidano, l'antica arte dei scarretoneris. Questo è un po' lo scopo. Vieni qua vicino a me. Come ti chiami tu? Mia. Mia. Volevo sapere se eri pronta sull'argomento. E tua nonna invece come si chiama? Qual è? Ah, ne hai due tu, giustamente, certo. Come si chiamano le tue due nonne? Allora, Paola e Vanessa. E dove sono? Allora, A casa? Perché le possiamo salutare, ci staranno senz'altro guardando. Tu guarda qui, guarda dove guardo io, ti vedi? Qua nel monitor, perfetto. Non gliene frega niente di salutare le nonne, soprattutto di stare qua con me. Fatele un applauso, ciao Mia, ciao. No, stai vicino, che presentiamo insieme i prossimi amici, se sei d'accordo. Proprio mi sono messo in un punto dove c'ho dietro la scritta, vedi che mi sposto poco qua, così facciamo una cosa ancora più bella. Ecco, mi seguite qui perché intanto devo dire una cosa importantissima. Tu lo sai che gli eventi bellissimi sono grandi quando c'è qualcuno che ci crede. E in questo evento ci ha creduto, da un po' di tempo a questa parte, ne siamo tutti contenti, anche la Regione Autonoma della Sardegna e in particolare l'assessorato del turismo, che ha voluto inserire Ballus proprio nell'elenco dei grandi eventi. E salutiamo da qua l'onorevole Gianni Chessa e tutto l'assessorato del turismo con un bel applauso, va bene? Adesso puoi andare. Ecco, perfetto. Allora, siamo... dalle sfavillanti torri gemelle Petronas, che sono famose in tutto il mondo, nella capitale Kuala Lumpur, c'è un fiume e lì ci sono dei villaggi di pescatori dove non c'è nemmeno la corrente elettrica, quindi c'è questo gioco di contrasti, ma le luci lì al di là della corrente elettrica sono garantite da questi miliardi di lucciole che sono un'attrattiva turistica per chi visita questo posto. E la Malesia davvero è soprattutto un popolo gentile, se parliamo di chi lo abita, è un luogo che sa aprire le sue porte, che rievoca in noi anche un immaginario che le avventure di Emilio Salgari hanno in qualche modo trasferito. Pensiamo a un famosissimo sceneggiato televisivo, Sandokan, ma anche a tutte le altre opere, ai romanzi d'avventura che questo romanziere veneto ha lasciato insomma nell'elenco proprio delle opere che ha avuto modo di scrivere e documentare. Loro sono qua con la stessa gentilezza che trasferiscono anche della danza e nei suoni che le accompagnano per far parte del grande evento di Ballus. Quindi io li accoglierei con un bell'applauso, gli amici della Malesia. Ciao, hi. Ciao Sardegna. Fredo. Very cool. Oh, hi everyone. We are all from Malaysia and we are very honored to be invited to Italy and to share about the culture in Malaysia. So before we start, I want to promote a little bit about the year of visiting Malacca 2024. We have Taming Sari, Malacca Zoo Malacca, Museum, a Famosa River Cruise, and the product that will come next year is hot air balloon. So you are welcome to Malaysia. Grazie. Acara Loverta de Noi, Institute Warisan Malacca, Malaysia.
salah dan dosaku Mentari tiada bersembunyi di mana apa yang ada. hanya kata tanpa suara. Sang mentari senyumlah sepanjang zaman yang memberi segunung sinar harapan. Tiap pagi wajahmu pasti menjelma, tiap janji pun tidak kau dustai. Bila mentari enggan tersenyum, alam jua turut derita bersama. Dengarilah, pandangilah, sentuhilah, rasahilah yang tertinggal cuma hati dan kalima. Dengarilah, pandangilah, sentuhilah, rasahilah yang tertinggal cuma hati dan kalima. Bila terbukti dirasa akan bertemu hakikat semua akan musnah dan binasa. temui anak Haluan agar menelan jalan di waktu pulang. tidak sesat kegelapan. Ku selami Cintanya, rindui nikmatnya, tiap masa. ku cari segenap suasana. Ku kagumi Sucinya, ku mencari mistiknya, lima waktu. ku pasti akan ketemu jua. Narilah Agungnya, abadilah kasihnya, dan semoga mentari sudi lagi bersama. kembalilah Nikmatnya, narilah padanya, dan semoga mentari masih tersenyum aja. Bila mentari enggan tersenyum, alam jua turut derita bersama. Dengarilah, pandangilah, sentuhilah, rasahilah yang tertinggal cuma hati dan kalima. Dengarilah, pandangilah, sentuhilah, rasahilah yang tertinggal cuma hati dan kalima. bila terbukti Dirasa hakikat semua akan musnah dan binasa. temui anak Haluan jalannya tidak sesat kegelapan. ku selami Cintanya, rindui nikmatnya, tiap masa. ku cari segenap suasana. Kagumi Sucinya, mencari mistiknya, lima waktu. ku pasti akan ketemu jua. Nagilah Agungnya, abadilah kasihnya, dan semoga mentari sudi lagi bersama. narilah Nikmatnya, kembalilah padanya, dan semoga mentari masih tersenyum aja. Samba. Prego. Baiklah kita teruskan. Ada. Senandung anak Melaka. He. Sebut Melaka semua ada, kota pelancongan dah ternama. Ai pantai menarik, budayanya cantik. Ada yang datang dan tak mau balik. Ada bermacam-macam hiburan, dari cagucak ke dondang sayang.
Medan berpantun orang Melaka, kadang gelakau bergurau senda. Orang Melaka semua baik, walaupun nampak sedikit pelik. Bila bercakap semuanya kasau, itu semua hanya apa gurau ya. Kalau datang ke negeri Melaka, jangan risau nak tidur mana. Hotel ada, homestay tersedia. Yang penting pasti tak tidur dalam kereta. Cuba makan asam pedas orang Melaka. Makan sekali 3 bulan, hai tak lupa. Kuih keria, coconut shake, hai popular. Minuman bau, air sepi orang Melaka. Negeri Melaka, hai negeri hebat ya. Kota pelancongan, negeri serat. Negeri Melaka, hai negeri hebat ya. Kota pelancongan, negeri serat. Mari singgah tahun depan, tahun pelawak Melaka. Datang ke Malaysia, Melaka. Malaysia. Kalau datang ke negeri Melaka, jangan risau nak tidur mana. Hotel ada, homestay tersedia. Yang penting pasti tak tidur dalam kereta. Cuba makan asam pedas orang Melaka. Makan sekali 3 bulan, hai tak lupa. Kuih keria, coconut shake, hai popular. Minuman bau, air sepi orang Melaka. Negeri Melaka, hai negeri hebat. Kota pelancongan, negeri serat. Negeri Melaka, hai negeri hebat. Kota pelancongan, negeri serat. Negeri Melaka, hai negeri hebat. Kota pelancongan, negeri serat. Negeri Melaka, hai negeri hebat. Kota pelancongan, negeri serat. Grazie. Grazie. La Malesia, state con noi, tornate al centro per guadagnare l'applauso di tutta la piazza, ma anche per consentire a chi vi accompagna di poter assaggiare il calore dell'ospitalità sarda e di Uta. Intanto io sono contento perché questa sera abbiamo sul palco, ed è venuto apposta al seguito della formazione della Malesia, ma anche per poter documentare Ballus e poter proiettare anche nella sua terra questa esperienza. Lui è un ministro della Malesia, quindi un bel applauso e grazie di essere qua, davvero grazie, benvenuto, bentrovati. E so che avete un appuntamento che vorrei assolutamente mettere subito in evidenza, oltre che un passaggio di doni. Intanto parto da qua perché loro arrivano da un centro che fa parte della Malesia sud-occidentale, Melaka, e quindi vi aspettano nel 2024 per questo grande evento che riunisce tutti i popoli, e quindi speriamo che in questa occasione possa esserci anche Uta, quindi ve lo auguriamo davvero, sarebbe bellissimo. Ma ovviamente il ministro malesiano vuole anche porgere un piccolo segnale d'affetto con questo passaggio di doni a Romano Massa, che è il direttore artistico di Ballus, e con lui ovviamente a tutta la comunità di Uta. Romano, vuoi spendere una parola per ringraziare? Sì, 10 giorni fa circa
la Malesia mi ha inviato un'email con l'articolo del giornale dove proprio il ministro della Malesia pubblicizzavano l'evento di Ballus in Malesia col ministro del turismo, in occasione di Ballus, con la presenza della Malesia per attirare i turisti italiani in Malesia. Questo mi ha fatto un enorme piacere, ne sono onorato. Siamo tutti onorati della vostra presenza, dei colori che avete portato e del calore che avete sprigionato. Grazie davvero e viva la Malesia! E viva la Malesia! Hope to see you in Malacca next year. Sì, eccoci, stanno dicendo tutti voi, prendiamo l'aereo e andiamo in Malesia, va bene, ci ospitano loro. Allora, inoltre è arrivato l'invito per il nostro gruppo folk a settembre per il loro festival in Malesia. Naturalmente non siamo ancora organizzati con i passaporti, magari nel 2024 noi del gruppo e tutto il pubblico possiamo andare. Certo, ci ospitano tutti, Grazie davvero, thank you, grazie di cuore, grazie davvero. Allora. Intanto come state? Mi illuminate il pubblico e giriamo le telecamere verso il pubblico perché voglio questa bella panoramica con tutti voi. Fatevi vedere adesso come le telecamere staccano su di voi. Ci siamo? Eccovi qua, fatevi un bel applauso. Tirate sulle mani. Questo è il popolo di Ballus che non dispiace mai. Ma io vicino a me adesso mi porto anche il mio popolo, quello che ogni sera mi accompagna negli eventi di Sardegna, un popolo piccolo, però che si scatena. E quindi vicino a me vorrei Laura Spano, il gruppo Incantos, facciamo loro un bellissimo applauso e ci cantiamo una canzone che è nata in un momento particolare delle nostre vite in pandemia. Ma Francesca Lai e Davide Guiso hanno scritto questa canzone che secondo me è davvero un inno alla leggerezza, ma soprattutto un canto d'amore per questa Sardegna che ci unisce. Sonos de Maia. Applauso. Nel tuo canto silenzioso splende poesia, soffia dolce in fondo al cuore la tua melodia. E ora un ballo e un cerchio di stelle intorno a me. I suoni della terra sono casa mia, i sorrisi della gente, affetto e allegria. Danze e colori, impronte d'amore nell'anima. Limba, sardane sanzente, Ballus escomente, luce in tua anima, stessa armonia che lu, festa de Sardigna, sono de Maria, nostro amore dessa terra in companzia. I tuoi occhi di cristallo come il mare riflettono la luna, sognano le onde. In ogni angolo sei paradiso, terra mia. Limba, sardane sanzente, Ballus escomente, luce in tua anima, stessa armonia che lu, festa de Sardigna, sono de Maria, nostro amore dessa terra in companzia. Dessa terra in companzia.
Spano. Allora, facciamo così, io avevo previsto un altro momento, ma questo lo vogliamo dedicare perché c'è un brano che ha per titolo Sole e Luna ed è un brano che è stato scritto pensando a un grande artista di Sardegna che tutti noi amiamo. Quando lui ha saputo di avere un brutto male che di lì a poco lo avrebbe portato via, ha saputo anche che di lì a poco sarebbe nata la sua bambina. E questa canzone, Sole e Luna, un mondo che nasce, un altro che muore, è un po' il significato di questo evento che capita nella vita di tutti. C'è un momento in cui si va via, ma ci sono altri che arriveranno dopo di noi per continuare il cammino. E questa canzone, Sole e Luna, è dedicata ad Andrea Parodi. Saponzo e custa vida, due fiore de montagna, verano in donzidie, su tempus venidore, asado una dormire, sos hoyos meus tinazo, proides y stagione, sos nares pro intendere, sos muscos de sos fiores, alluma, si studa, de ognuno sa candela, e nasce in donzidie, una roa spera. Certo non devo es nasca con forza e oro roisso sul fiore cadoso gios de amore l'olivente a su toro su chi te può volare magari non l'intenda su tempo stilantare casum de amore prenda s'alluma si studa giugno sa candela e nasca in consigli e una noa spera. Grazie davvero. Vorrei
vicino a me, e vorrei che l'accoglieste con un bell'applauso, Sabrina Merlo. E ovviamente altrettanto forte e bello l'applauso per Alessandro Secchi. Laura, vieni qua. Anche perché facciamo una cosa, adesso vorrei dire di andare a pettinarmi, ma stasera proprio non serve. Abbiamo i 420 che sono tutti qua sul palco di Uta, però ho bisogno di andare a vedere che cosa succede subito dopo. Sai cosa facciamo? Vi lasciamo per qualche secondino, appena, ma datemi 2 secondi, vado dietro e torno subito, perché il meglio deve ancora venire, perché è tutto un crescendo. Applauso forte, evviva Uta, evviva la Sardegna, evviva Ballus! Anche perché io adesso non mi ricordavo davvero che cosa c'è. Massimo, tu che sei l'anima, il cervello, tutto, la direzione. Sì, me lo ricordavo. Guarda qua, se non ho già pronta la mia cartellina. E allora invitiamo... Ma loro entrano? Voi entrate sulla musica o io vi devo... Ah, entrano già adesso. Allora li facciamo entrare, già così li posizioniamo belli sul palco, e poi li facciamo ballare. Loro arrivano dagli Stati Uniti, da Chicago. Applauso, eccoli qua. Venite. Ah, siete già fermi? Vedi che sono già in posizione, pronti? Pronti. Fermi. Tu parli l'inglese? L'americano? Cosa parli? Speak English? Yeah. Ah, yes. Saluto Piazza Ballus. Saluto Piazza Ballus. Bravo. Quanti? 30. Come avete mangiato a Uta? Good cibo? Yes. Food? Yes. Good. Io posso andare a Chicago, mi capiscono tutti. Sono contentissimo. Va bene, allora aspetta che vado a presentarvi, ok? Dammi un second, ok? Aspetta. Ci siamo, vero? Sono pronti gli amici di Chicago? Siete un minute? Ok, allora voi fate un applauso intanto, dai. Allora, alle nostre spalle quel monumento naturale, nazionale, perché così è stato definito, questo luogo così pieno d'arte, d'architettura e di fede, che è la chiesa di Santa Maria del XII secolo, un vero ed eccellente esemplare di architettura romanica. Pensate quanta vita è passata da qua, quante le storie, quante le persone che magari si sono affidate con una preghiera a chi dentro quella chiesa ovviamente ha la forza di mettere insieme le persone, di portare armonia, magari di risolvere qualche problema. Una preghiera serve anche a questo. E stasera questo monumento meraviglioso ci fa anche da cornice per accogliere chi arriva da lontano. Per esempio, nella terra del sogno, l'America, c'è una città che sorge sulle sponde del lago Michigan ed è la terza città più importante dopo Los Angeles e New York. Sto parlando di Chicago, i suoi grattacieli, anche lì tanta storia e soprattutto tante storie. E poi la musica, mi piace immaginare Chicago proprio come un luogo pieno di musica, c'è il blues, c'è il jazz, ma persino fenomeni musicali più recenti. Negli anni '80 la musica house è nata lì, ma è importante anche, pensate, per la classica e per la lirica. Insomma, un centro propulsore che nel mondo emana, ovviamente attraverso le 1000 forme d'arte, la sua forza. E stasera noi proprio da questa città, dagli Stati Uniti, per la prima volta a Uta e a Ballus, abbiamo proprio loro, musica e danze. Chicago, gli Stati Uniti, applauso.
questo applauso è per gli Stati Uniti, per Chicago, che questa sera ci ha accompagnato. Devo dire, grande spettacolo stasera da Utah. Volevo veramente salutare, oltre che tutti quelli che sono qua in piazza, anche chi ci segue attraverso la diretta congiunta di Videolina e di Sardegna Live. Anzi, facciamo un bel applauso a tutti quelli che ci stanno guardando dall'altra parte di questo monitor, nelle case, ovunque voi siate, e soprattutto anche al di fuori della nostra penisola, perché questi incontri hanno questa forza di poter arrivare attraverso i diversi linguaggi anche oltre confine, quindi interessare più popoli possibili. Ma per presentare il prossimo ho quasi una citazione: incastrato come un acino d'uva tra il pollice gigantesco del Brasile e l'indice lungo dell'Argentina, l'Uruguay è il paese più piccolo del Sud America. Il suo territorio si presume fosse già abitato nel VII millennio avanti Cristo da piccole popolazioni nomadi. È un luogo molto particolare, tutto da scoprire, non grande come abbiamo detto, ma ha delle coste bellissime e un entroterra verdeggiante. E poi c'è una frase che letta così sembrerebbe quasi un elemento negativo: un posto non fatto per i turisti. Ma perché? Perché c'è tanto di quel territorio incontaminato, di quei luoghi così particolari e suggestivi, autentici, che non si va con la mappa e con la guida, si va con quello spirito di curiosità che si ha quando si vuole davvero avere di fronte il fascino anche dell'avventura. E loro da questo spazio ci portano le musiche che intrecceranno con gli strumenti e soprattutto la fantasia delle loro danze. Quindi un applauso per l'Uruguay. Una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peor, hombre volví y en eso estoy. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón, que me dijo parrandero, no me pise en el galpón. Que me dijo parrandero, no me pise en el galpón. De una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peor, hombre volví y en eso estoy. Y me habló de obligaciones del trabajo y la nación. Y me habló de obligaciones del trabajo y la nación. A mí que ensembré en su campo mi pobreza y mi sudor. A mí que ensembré en su campo mi pobreza y mi sudor. De una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón. Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón. Aramo dijo el mosquito, algo hay que rompe el terrón. Aramo dijo el mosquito, algo hay que rompe el terrón. De una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peor, hombre volví y en eso estoy. Mucho hablar de obligaciones, nada de ferras peón.
mucho hablar de obligaciones, nada de farrampeón. Usted que vive a Cacunda, de los pobres como yo. Usted que vive a Cacunda, de los pobres como yo. De una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Si ya te vas, si tu pasión se terminó, no me verás
llorar, ni maldecir, ni me verá, pidiendo humildemente una limosna de tu amor. Tan solo de gritar, total y que si ya te vas. Reproches para qué, si está el amor, si está el amor, sujeto a su final igual que una canción, que nos hace sentir, tal vez sufrir, tal vez llorar, pero que al terminar nos deja siempre un sinsabor. Y como se parece a una canción a otra canción, así compararé también tu amor con otro amor. Y soñaré con otros ojos y otra voz, y en otros besos dejaré mi corazón. Y donde vayas mi canción te seguirá, y entre tus notas te dirá, total y que si ya te vas. El sol de ayer me impide ver el sol de hoy. Por eso si te vas, no he de llorar si son de amor. Las lágrimas se van al mar y el mar es hondo y cruel. Las lágrimas en él son un vaivén de espuma y sal. Reproches para qué, si está el amor, si está el amor, sujeto a su final, igual que una canción, que nos hace sentir, tal vez sufrir, tal vez llorar, pero que al terminar nos deja siempre un sinsabor. Y como se parece a una canción a otra canción, así compararé también tu amor con otro amor. Y soñaré con otros ojos y otra voz, y en otros besos dejaré mi corazón. Y donde vayas mi canción te seguirá, y entre tus notas te dirá, total y que si ya te vas. Abajo del puente del Río Negro había una vieja borracha y en el suspiro decía: Mauricio, devuélveme las bombachas.
sera ospite di Ballus. Ancora un applauso forte, guardate che spettacolo, che delicatezza, i colori della bandiera ma anche della nostra bandiera. Hanno voluto assolutamente creare questo omaggio con questo sottofondo musicale che ci accompagna verso il gran finale. Io sono qua sul palco con un giovanissimo di Utah, lui si chiama Edoardo, e volevamo idealmente quasi chiudere con lui perché qualche giorno fa ha scritto una lettera bellissima a Romano Massa dove ha voluto in qualche modo indicare un progetto di una futura edizione di Ballus, proprio suddivisa nelle diverse giornate, con gli ospiti, con quelli che secondo lui potrebbero essere gli accorgimenti per rendere ancora più Ballus questo evento che da 21 anni guadagna sempre più e crescente successo. Allora noi ti auguriamo che questo tuo talento, che questa tua bravura, perché siamo rimasti tutti impressionati dal leggere questo progetto, possa portarti bene nella vita come nel tuo cuore. Va bene? Questo è l'applauso per te. Grazie Edoardo, 12 anni appena, ma le idee molto chiare. Grazie di cuore. E siamo arrivati davvero nel sottofinale e come tutti sapete il grande spettacolo è proprio quello che chiude l'evento con alcuni momenti musicali e tante emozioni. Qualcosa che accade anche sopra di noi, in mezzo a noi. È stata una serata meravigliosa. Parlavamo di pace, parlavamo di no guerra, parlavamo di rispetto per il clima, parlavamo di un mondo che non va affatto bene. Noi speriamo che l'esempio che Ballus questa sera ha dato con questo dialogo tra i popoli possa servire ai potenti per sedersi intorno a un tavolo e fare in modo che il futuro dei nostri figli sia migliore di quello che stiamo imparando a conoscere noi e che non ci piace affatto. È stato bellissimo stare con voi insieme a tutti e vogliamo farvi gustare queste pagine di musica, di emozioni e di spettacolo con queste note e con queste immagini. Grazie di tutto. Follow the Moscow down to Gonky Park.
contende, riende d'otto pare. Il suo abbonamento so ancora vortesano, il suo divertimento finza samantano, e sono sempre contento del suo tempo sgalano, pensando assai zesa, chi che fini di bellezza. Pagas cosas con cantigos sonos, sargente invidiosa, nesosa, mi gorgonos, aguarda bisonzosa, un pipi cordonos, alligro canta canta, terra sarda, terra santa. Sientes un salvo exquisita, sos fiores, ma tú eres que rues, insomma los errores, pierde el sol de nubes que absorben los colores, y esa guerra nada, a su chafu si stocada. Momento che onora io sentire su fobile, ieri che di meglio si pensa sui anile, i noi difetti io amoroso e gentile, a santa e amorosa, galanendo ogni cosa. Cantando, ballando, riendo, non compare, rollando, buffando, compare se compare. Cantando, ballando, riendo, non compare, rollando, buffando, compare se compare. Il suo buonamento so ancora forte e sano, il suo divertimento Zamantano, e sono sempre contento del suo tempo sgalano, pensando assai zesa, chi che fini di bellezza. Forza steonia tu eri che la vai, e a sta terra mia degli ughe su una nave, un po' che armonia dei nore a tullare, in terra stenorare, sa con un bel sapare. Cantando, ballando, riendo, trombare, rollando, buffando, compare se comare. Cantando, ballando, riendo, trombare, rollando, buffando, compare se comare. Cantando, ballando, riendo, trombare, rollando, buffando, compare se comare. Cantando, ballando, riendo, trombare, rollando, buffando, compare se comare. Cantando, ballando, riendo, trombare. Applauso volevo sentirvi cantare. Saluni in costumese e stin colore rosa, che vengono a mirare sopra di una collina. Oh bella signorina, ben fatti di mandare, Samnan poi sposa, si due contenta sese.
Si tu è contenta se oh bella signorina, pensati di mandare San Manu pro in sposa. Voglio l'applauso più bello per la regina di Ballus, Maria Antonietta, e per il suo re consorte Romano Massa. Grazie a tutti, ci lasciamo con Amanutenta perché abbiamo voglia di cantare e di fare festa ancora. Evviva Uta, evviva la Sardegna, questi siete voi! Ballandenuto tu pare, su ballo a Santiga moda, tu dovessi che saroda, ti paghe di indiriare, a passo deve tornare, a su sono cadenzato, dai soghe accompagnato, a Bolu deve andare. Rosa festa de otannu ballare tutto in allegria e sue case hermano in mezzo de sabizzinnia alligrada su coro l'intenga in sus sentidos cuando idos atente quier ballende a manu tenta alligrada in su coro, l'intende in sus sentidos, camboidos atente quier ballende a manutenta, in sas festa deita. Nuova melodia, che saita contenta, ballo canto e poesia, unidos a mantenta. E l'intende in s'impragna boca de notas de armonia, arta in sa montagna donosa e sao che malligrada su coro, l'intende in sus sentidos, camboidos atente quier ballende a manutenta, malligrada su coro, l'intende in sus sentidos, camboidos atente quier ballende a manutenta. Sas festa deita e si intende en sos pasos que tiene mi paguen ballare sos vecinos que surgiren de a e si prenden sos brazos un pare a giugende ti paguen bisare tu ballare esas fiestas de vida. Malligrada su
Andate a dormire, bambini, che siete stanchi. Romano, vuoi dire una cosa in chiusura a tutta questa gente? Ma veramente, da quanti anni facciamo insieme Ballus? Io sono arrivato a un certo punto, ma ogni anno è più bello. Sì, ogni anno è più bello. La finale doveva essere ancora più bella perché purtroppo oggi col vento non abbiamo potuto fare i fuochi d'artificio, ma è andato comunque alla grande. L'anno prossimo sarà ancora più bello. Grazie di tutto. Ragazzi, perché non ve ne andate? Se voi non ve ne andate, noi siamo costretti a stare ancora qua. E se siamo costretti a stare ancora qua, dovete fare un applauso perché dobbiamo fare un'altra canzone. Manda Sono Snemaia e chiudiamo con questa. Vai, 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 vai. Evviva tutti i protagonisti di Ballus! Noemi, dove sei? Il sindaco! Un applauso al sindaco! Laura! Nel tuo canto silenzioso splende poesia, soffia dolce in fondo al cuore la tua melodia. E ora un ballo e un cerchio di stelle intorno a me. I suoni della terra sono casa mia, i sorrisi della gente, affetto e allegria, danze e colori, impronte d'amore nell'anima. Bimba, sardanesa gente, Ballus esponente, Luche in anima, stessa armonia che nu, festa de Sardegna, sono de Maria, nostro amore dessa terra in compagnia. I tuoi occhi di cristallo come il mare riflettono la luna, sognano le onde. In ogni angolo sei paradiso, terra mia. Limba, sardanesa gente, Ballus esponente, Luche in tua anima, stessa armonia che nu, festa de Sardegna, sono de Maria, nostro amore dessa terra in compagnia. Dessa terra in compagnia. Dessa terra in compagnia. Sardanesa gente, Ballus esponente, Luche in tua anima, stessa armonia che nu, festa de Sardegna, sono de Maria, nostro amore dessa terra in compagnia. Limba, sardanesa gente, Ballus esponente, Luche in tua anima, stessa armonia che nu, festa de Sardegna, sono de Maria, nostro amore dessa terra in compagnia. Buonanotte!